Il canale Telegram Audioracconti legge i racconti dal materasso di Stefania Vian. In che posizione dormite? Supini, con le gambe divaricate e le braccia conserte come i faraoni? O a pancia in giù, appiattiti sul materasso come dei ninja? Oppure di lato, in posizione fetale per proteggere il grembo? E il materasso, chi lo vuole morbido, chi rigido e chi non sa proprio cosa vuole. In un negozio di letti e materassi entrano tutti i tipi di persone, ognuno con una storia, ognuno alla ricerca di qualcosa di più di un materasso su cui sdraiarsi. Pronti per la seduta psicanalitica? Buon ascolto. Bidi body, boo bidi body, boo. Bidi body, yeah. 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 Per il canale Telegram Audioracconti, The Lizard Queen legge Giovanna e Giorgio nei letti separati, da Racconti dal materasso di Stefania Vian. Giovanna e Giorgio erano due veneziani sui 65 anni, venuti ad abitare a Treviso per una serie di vicissitudini e beghe familiari. Entrambi separati con un figlio a testa. Lei con una figlia femmina che vive all'estero e lui con un figlio maschio. Quando entrarono in negozio lo fecero in maniera prepotente, con quel modo impetuoso di chi sa quello che vuole, e loro volevano un materasso ortopedico con le molle. Tutti i miei tentativi per dissuaderli dal vecchio dormire furono vani. Era lei però che decideva, e tutte le volte che provavo a far sdraiare lui, venivo rimbalzata a lei, perché si sa che sono le donne a decidere, ma in maniera così plateale non credevo. Dopo aver scelto il materasso matrimoniale più rigido a molle, lei mi confessa che dormono separati e che vorrebbe comprarsi il letto da una piazza e mezza a forma di nuvola, con le lenzuola e il sacco copripiumino bianco candido, in modo da rendere il tutto evanescente e sospeso, in contrasto con il suo modo di fare razionale, tipico delle donne dal segno di terra, dove se non hanno tutto sotto controllo stanno male, ma devi anche saperle stupire con effetti speciali, perché se no si annoiano. Lui sempre vigile su di lei, ma mai una parola. Dopo aver scelto il materasso dove alla fine dorme solo lui, ma che ha scelto lei, e il letto a una piazza e mezza dove dorme lei in una seconda stanza, io mi permetto di dire: secondo me dormire separati preserva il matrimonio. Così non vi rovinate il sonno con i vari russamenti e quando volete vi trovate a far festa. Lei subito si collega dicendo che lui russa e lei non riesce a dormire, ma che ogni tanto lo va a trovare per qualche carezza. E mi sorride, cercando la complicità tra donne. Che meraviglia quando le donne sono complici e quando lo fanno parlando di quegli argomenti che ancora oggi vengono censurati dai cattivi pensieri del non si può dire, ma che con gli sguardi interiori volano su una nuvola fatta di piaceri condivisi.